All'indomani dell'evento tenuto al Tempio di Giunone riguardante le letture pirandelliane da parte dell'attrice Isabella Ferrari, oggi in municipio il sindaco di Agrigento ha ricevuto la responsabile di Amazon Italia Giulia Poli, la quale ha consegnato in dono al sindaco Lillo Firetto i Kindle utilizzati dal pubblico per seguire le letture di Isabella Ferrari. I Kindle verranno messi a disposizione soprattutto degli studenti agrigentini. Un interessante dono alla città di Agrigento da parte di Amazon, destinato ai giovani anche, soprattutto per un rilancio della cultura. Assolutamente, noi crediamo ovviamente nella tecnologia come uno strumento che serve per far appassionare tutti quanti, in particolar modo poi i giovani, alla lettura. I Kindle sono creati per chi ama leggere, questi sono Kindle destinati soprattutto ai ragazzi delle scuole di Agrigento. Kindle offerti ad Agrigento da Amazon saranno messi a disposizione di studenti e biblioteche. Biblioteche, i nostri studenti universitari, un'altra aliquota andrà al nostro CUA, Consorzio Universitario Agrigento. Mi pare che sia un modo innovativo per confrontarsi con la pagina scritta e chissà, anzi credo senz'altro, che questo strumento avvicinerà di più i giovani alla lettura. In un tempo in cui si scrive tanto ma si legge poco, credo che lo stesso Pirandello, con questo elemento innovativo, e lui era molto attento all'innovazione, ricordiamoci il rapporto che ebbe con il cinema, oggi Pirandello sarebbe anche contento, visto che è arrivato in piazza Pirandello col suo busto nell'anno del 150° della nascita, sapere che questo strumento innovativo avvicinerà alle sue pagine scritte, credo che lui ne sarà sicuramente contento.